Questa settimana siamo a Giacciano con Baruchella, paese naturalmente nell'Alto Polesine, è un paese abbastanza strano perché praticamente non sono solo due anime, Giacciano e Baruchella, ma c'è anche un terzo comune che è Zelo. Andiamo naturalmente a scoprire questo comune tra l'altro famoso perché c'è uno degli autovelox più colpiti, tagliati due volte, ma soprattutto che colpisce moltissimo chi passa da queste parti. Naturalmente parleremo con un sindaco che è da più di 30 anni nel mondo politico. Andiamo. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Allora, prima domanda che facciamo a tutti i sindaci. Come sono i cittadini di Giacciano con Baruchella? E Zelo. E Zelo, perché c'è anche... Zelo anche. Sì, no, diciamo che sono delle brave persone, cittadini legge, diciamo, le regole, quindi non posso assolutamente dire nulla. Gente laboriosa, ci sono delle imprese nate ancora anni fa che continuano ancora, che ormai con tutte queste crisi è anche difficile andare avanti, però diciamo che la gente di Giassano Baruchella è gente squisita. Ecco, 2300 abitanti, quindi le difficoltà di una cittadina piccola da gestire anche per le economie. Voi riuscite a superare questo gap? Sappiamo che sì, diciamo che storicamente il nostro comune è sempre stato un comune veramente in linea con i bilanci, con tutto quanto, non ha mai avuto problemi, quindi ancora adesso stiamo andando avanti bene, non abbiamo problemi e quindi anzi diciamo che dopo tantissimi anni è stata fatta la scelta di inserire questo benedetto velo che è stato molto contestato. Forzatamente anche diciamo, criticato, però dopo tutto quello che è successo, le petizioni che ci sono venute da parte dei cittadini, dopo 11 anni abbiamo deciso tramite la prefettura che ci ha indicato come fare tutto quanto, ad inserire questo controllo di velocità. E questo controllo di velocità ha dato dei frutti. Questi frutti li stiamo investendo esclusivamente sulla sicurezza sulle strade. Difatti abbiamo fatto investimenti molto molto importanti. Voi siete commercianti dall'85, com'è questo paese? Che è un po' anomalo, ci sono tre paesi in uno. Ah, è un bel paese comunque, si vive bene, si lavora bene, ma la gente vedo che collabora, partecipa. Allora, per un commerciante collabora e partecipa vuol dire che spendono. Sì, però adesso sì, Quindi sono ancora... penso sia importante questa. Esatto, sì. Quindi voto dal 6 al 7, dal 7 all'8? Beh, facciamo una media, 8. Giacciano, tu sei commerciante, come lo vedi l'abitante di Giacciano? Con Baruchella e Zelo. Ma guarda, noi 7 anni, 8 che siamo qua come nuova attività. Abbiamo preso in gestione come tabaccheria e attività commerciale. Ma abbiamo un po' di tutto, siamo contenti. Mercato, insomma, alti e bassi, ci troviamo bene. Buona popolazione. Voi siete abbastanza soddisfatti anche del turismo fluviale sul Tartaro. Certo. L'abbiamo chiesto a tanti sindaci, perché non si riesce a sfruttare le potenzialità turistiche della provincia di Rovigo in generale? È già 20 anni che abbiamo un attracco fluviale turistico. Abbiamo avuto la fortuna che subito dopo alcuni anni, diciamo dalla realizzazione, abbiamo avuto già 2 barche turistiche e quindi diciamo da 18 anni che noi abbiamo il turismo che passa per il nostro paese. Si ferma il martedì, ritorna il giovedì, perché loro fanno Mantova? Fanno il Delta e dopo vanno a Venezia e dopo ritornano, quindi il martedì si fermano lì e anche il giovedì, quindi è un indotto abbastanza importante perché anche per i piccoli negozi che ci sono, che ne giovano anche loro, i bar che ci sono a Zelo, perché questo è a Zelo, qualcosa viene su. Quindi noi non sono mai riuscito a capire perché Zelo non sia mai stato inserito in un contesto turistico a livello regionale. Noi abbiamo dal 25 di marzo fino al 29 di ottobre un passaggio continuo di queste barche. Tra l'altro un turismo estero ed anche di alta levatura economica. È statunitense e del nord Europa. Abitante della Cecoslovacchia, tu sei un cittadino onorario di questa città, cosa ti sembra? Questa città? Sì. È una meraviglia.
La gente, il posto, cosa? La gente, il posto, è una cosa meravigliosa. Tu sei soddisfatta? Molto. Ho trovato l'amore della mia vita. Questo è già un bel vantaggio. Sì. Ecco, abbiamo parlato di Zelo, che Giacciano con Baruchella e Zelo, lei aggiunge ogni volta che le chiedo. E c'era una base NATO importante, con una base anche italiana, 500 persone che abitavano lì. Che valore aggiunto davano e che il problema ha avuto quando hanno chiuso Diciamo che all'inizio l'insediamento è stato un po' critico, perché dopo lì era la politica che minava un po' tutte quelle che erano, diciamo, le strategie. Diciamo che abbiamo avuto problemi col comune di Ceneselli, perché loro in quel periodo era un'amministrazione di sinistra, mentre Giacciano con Baruchella è sempre stato di centrodestra, e quindi sono nate le prime anche manifestazioni davanti alla base. È per quello che, pur essendo in territorio di Ceneselli, si chiama base NATO Zelo, per questo motivo, proprio un motivo di tipo politico. Però dopo, ecco, quando hanno capito che in effetti, al di là degli americani, c'erano anche famiglie italiane che si sono inserite nei paesi limitrofi, portando figli, mogli e tutto quanto, e quindi hanno capito che era un indotto abbastanza importante e l'hanno accettato, e dopo si è visto. Alla chiusura ci siamo accorti che in effetti questo indotto non c'era più. Perché erano 500 famiglie con tutto quello che comporta. Sono rimaste le famiglie, diciamo, degli anziani avieri che erano rimasti lì, e mentre gli altri sono stati trasferiti un po' ovunque sono. Giacciano sono 3 comuni, Zelo, Giacciano e Baruchella. Sì. Ma tra di loro si parlano oppure c'è campanile secondo te? Ma guarda, come la vivo io, forse le vecchie generazioni c'è ancora un po' di attrito. Ah sì? Vedo che comunque, ecco, dalla mia età ai giovani si convive, si vive, ci si parla. Ecco, non vedo... Tu sei soddisfatto del paese e anche degli abitanti, o sbaglio? Sì, sì, assolutamente. Ecco, 1600 arriva la famiglia Bentivoglio di Bologna, fanno una bonifica, tra l'altro portano sicuramente a bonificare gente di Bologna. Certo. Avete qualcosa di bolognese voi nel vostro DNA? Sì, diciamo che noi l'abbiamo. Sì? Sì, l'abbiamo, anche perché risentiamo appunto di queste, in particolar modo Zelo ne risente tantissimo. E in cosa lo sente? Come facilità anche di approccio, come mentalità? Come tutto quanto. Sì. Sì, quindi... Ecco, la vostra città che caratteristiche economiche ha, al di là della valenza agricola? Diciamo che la nostra comunità è sempre stata fondata sull'agricoltura. Infatti negli anni, fine anni 60, primi anni 70, sono state costruite la cantina sociale e dopo la cooperativa ortofrutticola, diciamo, del Tartaro. Solo che prima la cantina, dopo oltre 30 anni, ha dovuto chiudere, sì, perché ormai il vino qua da noi non ci sono aree dedicate, diciamo, alla viticoltura. E quindi ha dovuto chiudere, e dopo la stessa cosa la Cofrutta, diciamo, la cooperativa. Quindi ecco, in quei momenti là era basata su queste potenzialità. Dopo, pian piano, gli artigiani sono cresciuti, sono nate imprese e tutto quanto, e quindi si è visto un po' l'artigianato crescere. Anche lì dopo è arrivato a un certo punto, anche lì c'è stata crisi, qualcuno ha chiuso, qualcuno sì, rispecchia poi l'andamento italiano. Rimasti, sì, come prima. L'unica cosa che per noi è stato un toccasana è stato l'insediamento del centro commerciale. Da quando è stato costruito, inizialmente, ecco, abbiamo avuto anche degli introiti per quanto riguarda l'IMU, solo che dopo, con la legge dello Stato, è stato cambiato. Con gli insediamenti lì l'IMU andava allo Stato, quindi adesso l'IMU va allo Stato. Lì diciamo che bene o male abbiamo compensato, se non del tutto, ma in buona parte, l'economia agricola con l'economia commerciale. Transpolesana, 2 uscite dell'autostrada,
insediamenti importanti, Amazon e l'altro centro logistico. Voi ne state giovando di questo? Anche per esempio per le case? Direttamente no, anche perché noi abbiamo un'area artigianale, commerciale, industriale di circa 100.000 metri, quindi 10 ettari, che sono anni che sono ferme lì perché non si riesce. Fronte, anche questa fronte il faro. Fronte faro. Però ecco lì, essendo privata, dopo i privati fanno scelte che certamente una pubblica amministrazione non farebbe. Paesi così piccoli sarebbe auspicabile un mega o un macro comune o no? No. Io sono sempre stato contrario sia alle fusioni che alle unioni dei comuni, da sempre, perché alla fine io vorrei capire quanti soldi danno e cosa si può risolvere, perché dopo la spesa è doppia. Ah, dici che sì, non si possono smantellare gli uffici? Sono quelle cose che non... Cioè anche la stessa peculiarità che può avere il comune di Giacciano o il comune di Trecento o il comune di Cenesè, è giusto che ce l'abbia. Devono essere... Io non è che sia campanilista assolutamente, però io guardo la mia realtà. La nostra realtà è una realtà che cammina da sola e cammina bene. Quindi economicamente oggi stiamo bene, non so fra 10 anni, ma credo che quando si è incanalati, diciamo, in un percorso, credo che difficilmente si possa cambiare. Fra 10 anni, come la vede la sua città? Ma diciamo che se continua con questo percorso, credo che Giacciano con Marocchella diventerà un centro veramente importante dell'Alto Polesine. Puntata finita, settimana prossima siamo ancora qua in Alto Polesine, Bergantino, centro della giostra, quasi ai confini. C'è poi un altro paese, Melar, che scopriremo una delle prossime settimane. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi, ma è vero, veramente, noi stiamo scoprendo cose importanti di questa provincia che molto spesso si dice dimenticata, ma che ogni volta ci riserva delle importanti peculiarità. Ciao ciao!